Stamattina il treno. Solo che dovete parlare sul microfono perché altrimenti poi non viene registrato. Ma parlo subito così? Allora, do un saluto a tutti, vi ringrazio di essere qui, adesso mi fanno fare gli onori di casa, ma io sono solo un ospite, vi porto il saluto della Regione del Veneto e volevo complimentarmi innanzitutto per la scelta di questo tema, che è un tema sempre attuale e sul quale è bene tornare a confrontarsi periodicamente. Io vorrei ringraziare la Fondazione Guerini e tutti i membri dell'ICOM per aver voluto la presenza della Regione a questo convegno, ed è un invito che certamente è stato dettato dalla cortesia istituzionale, ma che per noi suona anche come un richiamo per la Regione, un richiamo ad avere e a riprendere quel ruolo più preciso e riconoscibile che in questi ultimi anni è stato un po' offuscato. Noi stessi per primi ci interroghiamo spesso su quale debba essere il ruolo della Regione, su come sia cambiato nel corso di questi ultimi anni. Era un ruolo innanzitutto di sostegno, un tempo di sostegno economico, che però è un ruolo oggi che fatichiamo a mantenere per le difficoltà economiche che sono evidenti a tutti, ma siamo diretti e vorremmo avere invece un ruolo di indirizzo, un ruolo di coordinamento e di programmazione, perché si percepisce nel mondo museale, ma anche in generale nel mondo culturale, la mancanza di una vera guida, di un reale coordinamento in questo mondo, che è un mondo ricco, frammentato, ma anche altrettanto dispersivo a volte, e non solo in Veneto, ma un po' in una situazione un po' generale. Ed è un mondo che addirittura, se ci pensate, noi continuiamo ad aver bisogno di censire, come se i soggetti che ne fanno parte non riuscissero ancora oggi a riconoscersi, a confrontarsi e a fare sistema insieme. Ed ecco che quindi questo invito ad essere qui per noi è proprio un campanello, una sveglia ad assumere quel ruolo di governance che ci compete e che dovremmo veramente prendere in mano e cominciare ad assumere. Un ruolo che è necessario in un momento che è piuttosto delicato, perché in questo momento storico che cosa convivono? Convivono le indubbie difficoltà economiche, ma anche le difficoltà non ancora del tutto risolte territoriali, perché dalla scomparsa delle province è venuto a mancare un altro anello, un tassello di coordinamento importante sul territorio. E dall'altra parte convive anche questa spinta autonomista che ha portato la Regione del Veneto a richiedere, con il progetto di legge statale presentato pochi giorni fa, la competenza legislativa concorrente in materia di tutela dei beni culturali ed esclusiva in materia di promozione e valorizzazione culturale. Ecco allora che si apre per la Regione del Veneto una sfida veramente impellente a riappropriarsi di un ruolo centrale nella vita culturale, per diventare un alleato di tutti i soggetti che fanno parte di questo mondo, per sostenerli e incoraggiarli e per sostenerne anche ogni strategia che porti a questi soggetti a fare sistema tra loro. È una sfida che noi naturalmente accogliamo, perché da tempo parliamo di fare sistema, ma come il tema della promozione e della comunicazione è un tema che rimane sempre aperto e sempre presente. Quindi vi ringrazio, vi lascio un dibattito che spero sia come sempre prolifico, ma anche ricco di scontri e di contrasti, come spesso è caratterizzato questo mondo, che sono il segno tutto sommato della passione che ci anima e che rimane sempre e ancora il nostro migliore arma e la nostra migliore alleata. Vi ringrazio e vi lascio la parola.
Grazie dottoressa Galan. Bene, io innanzitutto vi ringrazio di essere presenti e vi porto i saluti della direttrice della Fondazione Querini Stampaglia, Marigusta Lazzari, e del suo presidente, che arriveranno un po' più tardi a causa di un precedente impegno. Però ecco, loro ci tenevano a dire che la Fondazione è felicissima di ospitare oggi questa giornata qui, proprio per il tema che viene trattato, un tema che è assolutamente di interesse, stimolante e di attualità. La Fondazione, specialmente in quest'ultimo anno, devo dire che si è molto concentrata su queste tematiche e ha sviluppato il tema con modalità diverse. Citerei solamente una delle ultime attività che sono state organizzate, in cui si è preso proprio spunto da queste tematiche, che è la partecipazione della Fondazione a un progetto di ricerca. La Fondazione ha partecipato insieme a una libreria di Mestre, Il Gatto degli Stivali, a questo progetto di ricerca che è stato condotto dall'Università di Ca' Foscari di Venezia e allo IUAV. È un progetto che è stato realizzato grazie a un finanziamento europeo, quindi fondi sociali europei, e voluto ovviamente anche dalla Regione del Veneto, quindi che ringrazio, approfitto per ringraziare anche della presenza odierna. Un progetto che è stato realizzato qui in Fondazione, ha visto la partecipazione di una ricercatrice e di una dozzina di studenti che si sono messi a disposizione, si sono messi in gioco, quindi hanno frequentato questi luoghi, hanno intervistato il pubblico, quindi c'è stata prima un'analisi del pubblico e poi hanno cercato di rielaborare le informazioni cercando di coinvolgere il pubblico e realizzare nuovi strumenti di comunicazione. Devo dire che questo progetto poi è stato, il tutor di questo progetto era la professoressa Monica Calcagno del Dipartimento di Management di Ca' Foscari, e devo dire che è stata per la Fondazione un'esperienza molto interessante, perché è partita appunto da un'analisi, una ricerca e una rielaborazione dei dati, ma ci ha permesso poi di creare tutta una serie di strumenti nuovi che prima mancavano e che adesso abbiamo messo a disposizione del nostro pubblico, quindi riuscendo anche a coinvolgerlo in maniera differente. Devo dire che questa è stata una delle attività sul tema, ma è stato poi altrettanto interessante organizzare un corso per professionisti proprio sulla comunicazione, sulle didascalie. A questo proposito vorrei ringraziare Abicittà, che si era reso disponibile per quel corso e che sarà poi protagonista nel pomeriggio per il workshop, e quindi sarà la parte un po' più operativa della giornata. Adesso ovviamente devo togliermi il cappello della Fondazione e mettermi quello di ICOM, quindi perdonatemi, era solo questo il motivo per cui avevo fatto iniziare la Regione per prima, perché devo portare più saluti contemporaneamente. Quindi a questo punto porto ovviamente i saluti di ICOM Triveneto in quanto coordinatrice. ICOM Triveneto con questo coordinamento è nato, diciamo che è stato costituito un anno fa, più o meno in questo periodo, eravamo a dicembre, per cui oggi vorrei rubare solo qualche minuto alla giornata, ai lavori della giornata, per raccontarvi quello che è stato il nostro lavoro in questo primo anno di attività. Allora, naturalmente tengo a ringraziare tutti i relatori di oggi, sia della mattinata che del pomeriggio, che si sono resi disponibili a partecipare, e quindi ci tenevo ovviamente a sottolineare questo. Per quanto riguarda, come dicevo, le attività che abbiamo condotto in questo primo anno, abbiamo cercato di selezionare e ritrovare quelli che potevano essere gli argomenti di interesse dei protagonisti, e quindi abbiamo organizzato delle giornate aperte al pubblico. Abbiamo organizzato una prima giornata a maggio che era dedicata proprio alla normativa legata ai beni culturali, quindi volevamo dare un occhio e cercare di analizzare lo stato delle cose, quindi a che punto era arrivata la normativa dei beni culturali sia a livello regionale che a livello provinciale. Questo perché il coordinamento comprende comunque 3 entità diverse: il Trentino Alto Adige, il Friuli e il Veneto. E oltre all'analisi, diciamo, della normativa e allo stato
periodo in realtà in cui si trova, abbiamo anche cercato di approfondire e fare il punto sui lavori legati al sistema museale nazionale. A ottobre, mi pare settembre-ottobre, quindi in autunno, abbiamo organizzato un'altra attività aperta al pubblico. Ecco, ribadisco che queste attività non sono aperte solo ai soci ICOM, ma sono aperte a tutti, per cui anche voi, se desiderate partecipare alle prossime attività, potete farlo tranquillamente. Dicevo, a ottobre ci siamo invece concentrati su un altro tema importante, che era quello della sicurezza, per cui abbiamo analizzato un progetto e un programma che era stato voluto da ICOM Italia e che era stato poi condotto insieme a Data Management. Il tema della sicurezza, che abbiamo visto essere un tema molto importante nell'ambito dei musei. Ed oggi siamo qui per appunto questa nuova tematica. Ci terrei anche a dire che il coordinamento è riuscito a in qualche modo coinvolgere circa 10-15 giovani che si sono resi disponibili a dare una mano ai coordinatori di una certa età. E quindi questi giovani, che sono qui presenti e che ringrazio, si sono messi in gioco e hanno deciso di darci una mano su quelle che sono le materie un po' più fresche, quindi rivedere l'indirizzario e finalmente aggiornarlo, ma anche occuparsi di comunicazione, di social, e stanno preparando la newsletter che riceverete prima di Natale, per cui ecco, questo è un lavoro importante che è stato fatto in questo periodo. Detto questo, stiamo lavorando alla programmazione per il prossimo anno e quindi cercheremo dei temi ancora stimolanti, ma sarebbe per noi interessante che alcune riflessioni uscissero proprio dalla giornata di oggi, per cui se ci sono degli stimoli, delle idee, tiriamoli fuori, perché potrebbero essere il tema poi di analisi del prossimo anno. A questo punto non ruberei altri minuti importanti, lascerei quindi la parola a Silvia Mascheroni, che ringrazio in modo particolare perché l'abbiamo fatta lavorare un sacco e si è resa disponibile a moderare la giornata di oggi. E Silvia è una ricercatrice nell'ambito dell'arte, della storia dell'arte contemporanea e dell'educazione al patrimonio culturale. È docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è responsabile di tutta la programmazione della didattica all'Accademia di Carrara di Bergamo. Lei ha scritto moltissimo, ha curato molti libri e ne approfitto per dirvi che in consultazione fuori c'è uno dei suoi ultimi libri e che si intitola Un patrimonio di storie, la narrazione nei musei, una risorsa per la cittadinanza culturale, che ha curato lei insieme a Simona Bodo e Maria Grazia Panigada, che sarà una delle relatrici poi del pomeriggio e che ringrazio. E, dicevo, questo volume lo trovate in consultazione nel tavolo fuori, ma c'è la possibilità anche di acquistarlo qui nel bookshop, che terrà appositamente aperto per voi in pausa pranzo e poi prolungherà l'apertura fino alle 5. Ecco, non rubo altri minuti, quindi vi ringrazio nuovamente tutti per la vostra presenza, vi auguro un buon lavoro e una buona permanenza in fondazione. Grazie mille Babette, grazie moltissimo per questo invito a introdurre e coordinare questa giornata che è particolarmente ricca e intensa di contributi. Come al solito i buoni progettisti devono fare i conti con le risorse, che sono i contributi delle persone che sono state chiamate a portare la loro testimonianza, ma anche a condividere le loro expertise, nonché voi che ascoltate, quindi come dire, in un concetto di comunicazione partecipata il vostro apporto è sicuramente fondamentale, però bisogna anche fare i conti con i vincoli, in primis il vincolo del tempo. Allora, prima di tutto vorrei delineare molto velocemente la struttura della giornata, che come al solito ha subito dei cambiamenti, perché bisogna anche essere capaci di affrontare il cambiamento e di affrontare gli imprevisti. Accanto a me c'è Claudio Rosati, che ringrazio moltissimo, oltre per la presenza, proprio per la partecipazione affettuosa che dedica sempre a questi momenti così importanti.
per cui la scaletta degli interventi è vincolata purtroppo a Trenitalia, nel senso che Trenitalia come dire, ha questo potere superiore alle nostre disposizioni, per cui purtroppo alcuni relatori sono incorsi in alcuni problemi di ritardo, per cui se ci sono dei cambiamenti rispetto al programma che voi avete in mano, peraltro dotato di note biografiche e anche di abstract delle relazioni che vi aiutano a mettervi un attimo in situazione rispetto a quello che diremo, non succede assolutamente nulla, sarà semplicemente un cambio, per cui vedremo a che ora arriveranno i primi relatori, che sono Michele Lanzinger e il direttore di Brera, James Bradburn, e in base a quello decideremo l'ordine degli interventi. Ci sarà un piccolissimo break proprio per dare un attimo di respiro, anche perché c'è bisogno di, come dire, non elaborare nel giro di 10 minuti, ma insomma di uscire un attimo, ma veramente 10 minuti dopo i primi 3 interventi. Per lasciare spazio poi a Tiziana Maffei, che ringrazio in modo particolare, Presidente di Comitalia, di fare le conclusioni e soprattutto di portare le sue riflessioni a questo tema e poi dare la parola a chi di voi ha piacere di intervenire. Tutto questo deve terminare entro le 13:30 perché alle 14:30 c'è la seconda parte della giornata che è una tavola rotonda animata da Valeria Bottalico, Maria Grazia Panigada, Sara Orlandi e da Cristina Lunardi e Carla Tonnin, proprio perché abbiamo pensato che, data la complessità e data l'articolazione di questo tema, soprattutto in riferimento ai destinatari della comunicazione, quindi a coloro che, come dire, fruiscono di tutto il sistema comunicativo, ci sono dei pubblici, o meglio delle comunità interpretative, come anche secondo l'anno europeo del patrimonio 2018 cerca di portare avanti questa nuova edizione, cioè questa nuova edizione di comunità interpretative, quindi scavalcando e mettendo a punto una dimensione ancora più partecipative, ancora più di costruzione in una logica costruttivista dei significati, i vari destinatari, i vari pubblici, di dedicare questa tavola rotonda su 2 quesiti fondamentali, quindi non certo e non solo una restituzione di esperienza rispetto a pubblici più fragili, meno protetti, meno accompagnati nel lavoro della mediazione, sui quali rifletteremo insieme. Allora, il tema della comunicazione, come è già stato detto, è un tema centrale, ma anche un tema molto problematico, direi pericoloso laddove si assume il concetto di pericolo come prova, come messa alla prova, proprio perché è un tema trasversale, nel senso che è un ambito che attraversa tutto il sistema museo, tutta la macchina museo. Per cui con Nicole, che ringrazio moltissimo perché abbiamo proprio lavorato, come dire, di concerto rispetto alla formulazione, abbiamo pensato di formulare alcuni quesiti come se fossero un po', come dire, dei segnalibri, come se questo fosse un portolano di navigazione. Abbiamo degli ancoraggi rispetto ai quali cerchiamo di porci in maniera problematica e in maniera dialogica. Ovviamente non sono tutti quesiti che esauriscono il tema problema della comunicazione, ne abbiamo individuati alcuni. Quindi il mio compito è quello di introdurli e di fare insieme a voi qualche riflessione, insieme a voi e insieme ai relatori qualche riflessione e darvi qualche dato di contesto. Quali le strategie e gli strumenti con cui il museo comunica? Quanto le scelte museologiche e museografiche contano nel processo di comunicazione? Allora, sappiamo benissimo che le scelte museologiche e museografiche sono fondamentali e, come dire, sono il battistrada rispetto al quale si imposta l'apparato comunicativo, soprattutto perché la messa in scena di oggetti del patrimonio, non facciamo ovviamente differenze
tra oggetti del patrimonio storico-artistico, oggetti del patrimonio etnografico. La mattina non a caso ha chiamato esperti di musei con specifici disciplinari, con specifici di categorie di patrimonio, proprio per riflettere sulla specificità e la differenza di questi patrimoni e della loro comunicazione. Ma in generale quella che viene chiamata la messa in scena è la modalità per tradurre in modo accessibile, vi pregherei di tenere a cuore questo tema, che è un altro tema importantissimo, perché se non c'è accessibilità nella comunicazione non c'è comunicazione, ovviamente, dico delle banalità, ma forse è il caso di ricordarcele, della traduzione espositiva del processo scientifico e culturale. Ovviamente la messa in scena significa, come dire, abitare uno spazio, farlo abitare da oggetti, ma consentire alle persone di abitarlo. E la prima comunicazione deve tenere in considerazione lo spazio in sé. Lo spazio in sé, dalla struttura compositiva del museo ai linguaggi. I linguaggi sono tra i più, come dire, articolati e diversi, dalle parole utilizzate, dalle forme simboliche, e ovviamente non possiamo sottrarci oggi a porre un'attenzione particolare al cambiamento, alla rivoluzione che le tecnologie con tutte le loro espressioni hanno portato nell'ambito della trasmissione comunicativa dei significati. Nel 2008 Claudio Rosati e Regione Toscana organizzarono questa giornata di studi molto importante, forse è stato uno dei primi appuntamenti, se non il primo in assoluto, che si è fatto carico di un tema allora molto innovativo, la parola scritta nel museo, lingua, accesso, guardate come dire, democrazia, cioè guardate il taglio già come dire, innovativo, come dire, molto all'avanguardia di quel lavoro. Allora mi piacerà poi con Claudio ragionare un attimo che cosa è successo nel senso della parola scritta, la parola agita, cioè la parola agita è della parola messa in scena, è della parola che si fa forma simbolica e comunicativa. Ringrazio molto Babette per aver dedicato alcuni minuti alla presentazione di questo nostro ultimo lavoro su un patrimonio di storie, perché è proprio il racconto. Do il benvenuto a Michele Lanzinger, al quale chiedo di accomodarsi direttamente al tavolo, gli lasciamo 5 minuti per prendere un attimo di respiro, perché questo libro, un patrimonio di storie, rientra a pieno titolo nel tema della comunicazione, in quanto è proprio la parola agita, cioè la parola che gli interpreti del patrimonio, interpreti che provengono da culture diverse, riescono a tradurre secondo le loro culture, mettendo in dialogo la biografia dell'opera e dell'autore con la propria biografia. Dobbiamo forse assumere il museo come medium, nel senso che il museo in sé è multimediale e quindi dobbiamo anche assumere la consapevolezza che qualsiasi considerazione sulla comunicazione orale o scritta, qualsiasi forma di comunicazione occupa uno spazio che però non è una pagina bianca in cui si depone un testo, ma si traduce in una partitura. Quindi la complessità sta anche nell'articolazione, nella partitura di questi elementi che devono avere, secondo me, come principio e come criterio cardine, quello, come dicevo prima, dell'accessibilità, quindi della comprensibilità, e quello della coerenza, cioè consentire al visitatore di percorrere uno spazio per creare una relazione di senso tra se stesso e gli oggetti del patrimonio. Un altro elemento, un altro quesito che abbiamo formulato è molto interessante. Quali linguaggi e l'interdisciplinarietà utilizzati nelle metodologie di interpretazione dei patrimoni culturali?
Allora, il patrimonio in sé è un testo multiplo, è un corpo vivo che si può interrogare, che si deve interrogare, al quale porre tantissimi quesiti per ricevere una serie infinita di risposte. Si può interrogare sotto il profilo della funzione d'uso del cambiamento, sotto il profilo della storia dell'arte, sotto il profilo della storia della tecnica, sotto il profilo della ritualità e quindi delle tradizioni, del patrimonio intangibile, quindi è proprio come dire un corpo a corpo con qualcosa che se io so, se ho le chiavi d'accesso per interrogare, mi restituisce moltissimi elementi. Quindi dare voce al patrimonio, ma mettere questa voce del patrimonio in risonanza con sia i saperi disciplinari di cui è fondamentale avere un riferimento autorevole nell'esperto della disciplina, ma anche nei confronti di tutte le persone che sono comunque testimoni e portatori di esperienze. Sappiamo benissimo che ognuno di noi ha una serie di competenze e conoscenze multiple di cui è portatore e quindi è molto importante. Perché parliamo di interpretazione? Perché chi si ricorda Gillian Hooper Green-Hill già alla fine degli anni 90 metteva in dialogo questi tre termini, questi tre concetti, queste tre aree di ricerca: education, interpretation e communication, considerando gli aspetti del processo unitario che consente un approccio e una relazione con il museo e i suoi patrimoni. E quindi quando parliamo di comunicazione ovviamente parliamo anche di tutto quello che facilita l'interpretazione e quindi la partecipazione dei pubblici. Attenzione che in alcuni dei nostri musei c'è uno scollamento tra la messa in scena, la messa in pagina dei patrimoni e le attività di comunicazione e di mediazione che vengono fatte. Questo secondo me è un segnale, che vi lancio, che mi sembra importante, nel senso che di fronte a una mostra, di fronte a una collezione di cui fatichiamo ad avere le chiavi a stella per poterci muovere all'interno dello spazio museale e dei suoi patrimoni, abbiamo poi però tutta una serie di offerte educativo-didattiche di mediazione, ma questo, rimane poco collegato o quantomeno non sempre così felicemente e coerentemente collegato. Il discorso delle narrative, dell'accoglienza di nuove narrative, quindi assumendo il concetto della conoscenza come conversazione e della conoscenza non come catalogo di informazioni, va da sé che dalla parola scritta del 2008 a oggi si sono formate nuove narrative, sia all'interno del museo, grazie alla partecipazione di linguaggi, anche facendo riferimento alla capacità di simbolizzare, di visualizzare dei contenuti, dei messaggi, e anche da parte dei pubblici. Ecco allora che i quesiti di questo incontro che riguardano i pubblici assumono una pregnanza particolare. Ve li ricordo. La presenza dei visitatori è motore di riflessione riguardo alla comunicazione? E ancora, la valutazione dell'esperienza dei visitatori e il valore della conoscenza dei pubblici costituiscono indispensabili elementi di riflessione e orientano le politiche culturali? Ecco, allora vedete che non soltanto il cosa comunicare, non soltanto il come comunicare, ma soprattutto per chi. Quindi ponendo un'attenzione particolare a quelli che appunto dicevamo prima sono i destinatari, ma che diventano comunità interpretative nel momento in cui possono arricchire ed essere coinvolti nella costruzione di narrative, tenendo conto di una cosa, che gli studi sui visitatori dalla fine degli anni 90 a oggi ci restituiscono delle fisionomie dei destinatari, dei pubblici, sempre più articolate, sempre più poliedriche e sempre più sfaccettate. Quindi, il museo fatica a volte a rendersi conto di come la trasformazione dei suoi primi destinatari
in qualche modo chiede al museo di riflettere su cambiamenti di linguaggio che non sono così semplici nel momento in cui bisogna tenere insieme l'autorevolezza e l'autorialità di chi gestisce e di chi custodisce il sapere del patrimonio, che è assolutamente imprescindibile, con la capacità di saper porgere e quindi di tradurre e non tradire. Sapete che sovente la traduzione è una forma di tradimento, questi saperi. Per cui è molto importante laddove il museo, come scrive John Kinnaird, la popolazione parla e discute, il museo è l'orecchio in ascolto. Quindi il museo diventa anche un luogo che in qualche modo dovrebbe interpretare, dovrebbe essere sollecitato a essere particolarmente sensibile a questi cambiamenti. Non c'è, ci sarà modo di ragionare anche sull'apporto che gli artisti, che sono antenne, artisti contemporanei, che sono antenne sensibili sulla contemporaneità, possono portare un contributo con le loro opere, con i loro interventi, anche all'interno della comunicazione. A volte la comunicazione avviene proprio per il display, per la messa in atto di oggetti e di opere che contrastano tra di loro e che in qualche modo ci fanno scoprire particolari di senso. Penso che però appunto comunicare l'essenziale e comunicare dell'essenziale quello che è il più generativo e quello che produce la processualità del patrimonio nei suoi cambiamenti sia forse un poco la chiave di volta del museo, appunto inteso come medium. La penultima osservazione riguarda appunto i nuovi pubblici, ma di questo parleremo nel pomeriggio, pubblici che si differenziano per esigenze particolari, sia di tipo sociale sia di tipo culturale. Pensate per esempio a tutte le persone che sono portatori di background migratori e dunque sono portatori di sguardi culturali diversi che interrogano il patrimonio secondo criteri, secondo modalità diverse. E dunque tutto il problema dello ius culturae, che è un tema importantissimo oggi che si discute di ius soli. Secondo me è fondamentale anche il diritto alla cultura, oltre che se per diritto alla cultura si intende un diritto alla cittadinanza riconosciuta, e che vuol dire una possibilità di sentirsi parte e di far parte e di partecipare ai processi culturali. L'ultimo quesito ovviamente riguarda chi, cioè riguarda le professionalità e le competenze richieste. Va da sé che un processo così articolato chiede una molteplicità di professionalità, quindi sicuramente abbiamo parlato di chi custodisce i saperi del patrimonio, ma anche i saperi del museo, quindi nella sua capacità di rendere vivibile questo spazio e uno spazio che comunica significati e sensi importanti. Ma ci sono anche professionalità esperte, che sono coloro che sanno tradurre in termini grafici, in termini visivi, in termini linguistici, contenuti difficili. Questa giornata ha un segno di continuità rispetto, è già stato citato da Babette Trevisan, il corso promosso proprio da Fondazione Querini Stampaglia e da Abicittà sulle metafore della didascalia, dove era centrale proprio questa attenzione a quanto la carta d'identità, che insomma è un luogo di certezze, dovrebbe essere almeno un luogo di certezze della didascalia dell'opera, possa essere, come dire, costruita e co-costruita con l'apporto di altri saperi. Porto alla vostra attenzione un lavoro che è stato realizzato da ICOM Italia, la figura del comunicatore, che è una figura che era già stata in qualche modo richiesta, compresa tra i profili professionali dal MIBAC, non MIBACT, nel 2001, come esperto in comunicazione e informazione. Allora l'esigenza che ICOM Italia ha sentito è stata quella di rivedere la carta
nazionale delle professioni museali, sapete, è stata licenziata e messa alla prova ormai a 11-12 anni nel 2005, e in questa revisione il tema della comunicazione, quindi anche la figura del comunicatore, ha assunto un rilievo particolare, un rilievo con le sue problematiche, proprio perché è una figura che sia dal punto di vista delle relazioni, cioè con chi e come lavora, sia dal punto di vista delle tangenze rispetto ai settori museali con cui entra in contatto. E una particolare attenzione è stata dedicata anche a tutte le professioni digitali nel museo, strettamente collegati alla comunicazione, all'accesso alla cultura e ai linguaggi compositivi del museo. Quindi vedete come la realtà ci domanda, come dire, abbiamo il dovere e l'attenzione di riflettere su quello che facciamo e che rendiamo pubblico, nel senso di presentazione e di diffusione, ma nel contempo c'è un incalzare continuo di cambiamenti, di trasformazioni che ci richiedono un dibattito e soprattutto una flessibilità dal punto di vista dell'approccio ai problemi, che è il tema della complessità. Allora, visto che Michele è arrivato, vorrei iniziare proprio dal suo primo contributo. Come vi dicevo, abbiamo chiamato esperti, direttori di museo che hanno, come dire, che custodiscono e che sono coloro che hanno l'autorevolezza e l'autorialità nella messa in pagina dei saperi specifici dei patrimoni. Iniziamo con Michele Lanzinger, che è direttore del Museo della Scienza di Trento dal 2013, che tra l'altro ha partecipato recentemente a queste 2 giornate di studio molto interessanti promosse da Muse, non Trento, ma Musei Civici di Firenze, dall'Università di Firenze e da ICOM Italia, che in qualche modo io ci trovo un collegamento anche con questa giornata, perché lì si parlava di pubblici, sfide e opportunità e di nuove professionalità, e quindi inevitabilmente si è parlato anche di interpreti del patrimonio, di mediatori del patrimonio, di linguaggi comunicativi. Il titolo della sua comunicazione è La comunicazione della scienza nei musei, tra lettura del passato e anticipazione del futuro. Grazie. Un'ultimissima cosa: purtroppo il mio ruolo non è soltanto quello di cucire, se ci riesco, gli interventi, ma anche di tenere i tempi. Quindi i tempi sono 15, massimo 20 minuti a testa. Grazie dell'invito, saluti a tutti voi. È sempre molto imbarazzante prendere la parola dopo Silvia, del quale noi riconosciamo grandissima cultura, pertinenza e capacità di sintesi. Come ha detto, la mia personale testimonianza sarà proprio una testimonianza di tipo pratico, poi noi veniamo dalle montagne, quindi sarete un po' indulgenti per questo nostro approccio. Insomma, tenderei a partire da porsi un po' una domanda, no? I musei sono spesso considerati un mondo a parte, più indietro, più lontano dalla vita reale, e nel tentativo di definire i propri ruoli e agganciare la società contemporanea, i musei stanno mettendo in campo nuove politiche per promuovere la relazione verso nuovi pubblici. Credo è uno dei temi importanti, no, degli ultimi anni. Ma forse potrebbe anche essere divertente ragionare se non mettere un po' in discussione la nostra funzione in quanto tale. Proviamoci così, senza alcuna pretesa. Non farò certo storia della museologia scientifica, però tutti voi avete l'horror di qualche gita scolastica passata a guardare scheletri di animali. Non faccio alzare le mani, ma però so di trovare molto. Poi c'è stato un periodo dove tutti noi frequentavamo corsi, eravamo molto attenti alla ROI, break-even, tutte queste cose qua, no? C'è stato un bel periodo dove abbiamo cominciato a guardare l'economia dei musei e adesso siamo qua dentro. Non c'è alcun dubbio che siamo nell'età del museo partecipatorio. Non che lo voglia contestare, però indubitabilmente siamo ben dentro in questa situazione, ci stiamo ragionando su.
Allora abbiamo dei leader, delle opinion maker molto importanti a livello planetario che pubblicano, vanno ai convegni e vendono i loro libri, legittimo, e poi ci sono alcuni asset che consideriamo irrinunciabili, il dialogo tra le generazioni, l'apertura, e non lo dico con senso di ironia, nel senso che è proprio così, non possiamo non chiamarci musei partecipatori, direi al giorno d'oggi, anche perché, e scusate, c'è un po' di confusione tra l'italiano e l'inglese, ma voi lo conoscete meglio di me, quindi il problema non si pone. È stato già detto, siamo proprio in questo contesto dove i musei sono molto attenti ad espandere i loro servizi per i pubblici, piuttosto che essere così focalizzati sulle loro collezioni. E già questo, per certi versi, è un cambio di paradigma. Se le persone antiche, come lo sono io nel settore della museologia, ricordo come era il mondo in cui ci si muoveva. E quindi le keywords, no? Le parole chiave in questo momento, e torno a dire, sono fondamentali da perseguire e non hanno certamente esaurito la loro forza, sono avere musei centrati sull'esperienza del visitatore, dove produrre delle esperienze che sono ispirative, che hanno un approccio educativo, di apprendimento, però in una dimensione di partecipazione, in un ambiente pluriverso, dove mettere in connessione persone, luoghi, relazioni e poi insomma provare anche a dare conto alle politiche. Poi i direttori girano per i loro musei e vedono quello che succede. Ad esempio fai uno spazio immersivo in cima a un museo, d'accordo, ci hai messo 2 o 3 ore ad arrivarci, fai vedere il cima di una montagna e le persone giustamente cosa fanno? Si siedono, non possono tirare fuori il panino con la mortadella, perché in un museo non lo puoi fare, e si mettono a riposare, sono arrivati in cima alla loro gita. Oppure, giustamente, si fa un grande lavoro sulle didascalie, deve essere 2 per tweet, 144 per 2, facciamo il conto, non molto di più. Però arrivano i bastardissimi che ti leggono tutto e ti dicono scusi, perché non è citata questa cosa? Allora dai con i tablet, ma anche con i tablet non puoi fare più che un passaggio 1-2, se no ti dicono è troppo complesso, mi ci perdo. Insomma, oppure metti a disposizione in maniera neanche così esplicita, però gli limiti lì, animali da toccare. Con garbo nessuno ti dice niente. E questi qua cosa fanno? Si mandano le fotografie, si fanno i selfie. Ma ragazzi, quando mai avrete l'opportunità di toccare una marmotta o guardarla da vicino a vedere i denti storti che ha? Niente, si fanno la fotografia e se la spediscono. Quindi riuscire a capire esattamente e come impostare l'attività di un museo rispetto a come i visitatori si collocano effettivamente non è facile, l'abbiamo sentito, detto prima. A ben vedere, questo ce l'abbiamo anche per chi si dedica alla comunicazione, perché quando la mia bravissima responsabile della comunicazione parla con i curatori, questi hanno degli obiettivi di comunicazione sulla conoscenza, l'apprezzamento e il senso della protezione del patrimonio e ricci e bene. Però se già parla col mediatore culturale, che capiscano quello che fanno, che ci stiano dentro e che poi abbiano un po' di politically correct, senso di consapevolezza, abbiamo già fatto un passaggio. Ma se vado nell'altro ufficio, quelli che vendono, quelli che fanno marketing, loro giocano tutto, ma si eccitano, vogliono fare la scoperta, poi comprano biglietti, si richiamano gli uni con gli altri, fanno il Facebook appena sono usciti in maniera che aumenta l'advocacy e non occorre spendere soldi con la pubblicità. Insomma, sono 3 legittime posizioni per guardare alla funzione del museo nell'ambito all'interno di una nostra struttura. Nel caso dei musei scientifici, torniamo a questa frase, i musei sono spesso un mondo a parte, più indiretto, più lontano dalla vita reale. Insomma, proviamo a pensarci. Se noi possiamo continuare essenzialmente ad esporre mari fossili, dinosauri sepolti o frammenti di zanne di mammut, il divenire della scienza e il suo impatto sulla società contemporanea sfida i musei scientifici a produrre relazioni fra il loro compito tradizionale di descrizione e interpretazione delle proprie collezioni, con la capacità di dare forma ai temi del futuro. Sì, dai, ci sta. Tutto sommato, se noi non usiamo questi aspetti di conoscenza degli ambienti, dei territori, della loro storia, e non lo traduciamo in una dimensione di prefigurazione, di educazione ambientale alla sostenibilità, che ormai si dice dal 1995. Ma questa cosa qua è solo dei musei scientifici, oppure questo compito di futuro possiamo anche condividercelo con i musei archeologici, eccetera. Ecco che allora
non è certo nel pensiero rivoluzionario, ma però di fatto possiamo incominciare a ragionare su questi nostri paradigmi di riferimento, sapendo che sulle spalle dei giganti noi ci spostiamo di generazione in generazione, quindi non è molto carino dire che tutto quello che prima è sbagliato, anzi sicuramente non lo è, però insomma tutto sommato proviamo a vedere se riusciamo a mettere in luce un altro passaggino. Allora, sul concetto del cambio di paradigma, lo si può vedere in diverse maniere. Qui vedete una signorina o una vecchia, una lepre o una papera. Qui possiamo discutere se sono 3, 4 o se sono 6 o 9 mila dollari. Possiamo discutere. Oppure ci si può collocare proprio su un altro piano. Di nuovo, se non c'era Newton, se non c'era Maxwell, non ci sarebbe stato Einstein. Però Einstein ha detto cose diverse. Adesso io non ho certo la pretesa di proseguire con questi esempi, ma per dire che ogni tanto non fa male pensare di rileggere un po' le nostre cose. E quindi i musei sono spesso un mondo a parte, quindi sto presentando la vita reale, ma i musei possono diventare parte integrante della vita reale, a proposito di mondo a parte, di essere generatori di trasformazione, di strategie di sviluppo locale, per connetterci alla vita reale. Allora, c'è un bel lavoro in corso che trova sede a Venezia, Trento e Parigi, con la partecipazione di alcuni musei, siamo ai primi passi, che è proprio quello di pensare all'impatto della cultura sullo sviluppo locale. E quindi come orientare le strategie e misurare, ne abbiamo sentito parlare dell'evaluation, no? Voi sapete che anche alla Bocconi insegnano nessun progetto è un progetto se alla fine non lo misuri. Loro lo misurano con gli euro e i dollari, noi forse lo possiamo misurare con qualcos'altro, ma comunque noi dobbiamo misurare per capire quello che stiamo facendo. Quindi sicuramente conoscenza, sviluppo culturale, educazione e creatività è un asset che ben frequentiamo da tanti anni, chi lo vuole negare. Però il concetto di inclusione che si muove verso il concetto di well-being della società, che diventa anche salute, che diventa anche educazione all'alimentazione, educazione alla frequentazione dei luoghi e alla serenità del rapporto, lo troveremo poi nel rapporto con i beni comuni, e di fatto aumenta la vita. Poi c'è anche la possibilità che far lavorare la cultura generi anche il cosiddetto indotto, e quindi perché no, prendere in considerazione, abbiamo sentito parlare della figura del comunicazione, provviditori digitali, ci torneremo su fra un istante, ma vado via veloce. È chiaro che c'è un rapporto pubblico-privato, c'è un discorso di indotto diretto, di impatto indotto sui sistemi economici locali che dobbiamo prendere in considerazione e anzi essere anche abbastanza capaci di leggerlo e dichiararlo, perché non fa mica male ogni tanto dire a qualcuno quello che si fa, anche su questi settori, magari ti ascoltano. Poi possiamo partecipare anche agli aspetti del design urbano, dello sviluppo della comunità. È un altro modo di dire museo partecipativo, ma usi una chiave che magari qualche architetto di un comune o di un territorio ti può ascoltare per dire, beh, se tu mi aiuti a abbassare i costi della manutenzione di un territorio, perché introduci cultura, non è una novità peraltro, ma sono tutti elementi, possono prendere. Oppure la citizen science, e lo uso parlando di scienza, ma potrebbe essere citizen culture, come modo di integrare e co-creare tante cose. Allora, certi atteggiamenti molto ostili nei confronti, diciamo, di quella dimensione del volontariato che da sempre ha accompagnato l'attività dei musei, i musei scientifici l'hanno sdoganata col termine citizen science. Allora il volontario che veniva a rompere le scatole al conservatore perché era un raccoglitore di farfalle, adesso è diventato uno scienziato cittadino e quindi lui collabora alla costituzione di database e misurare la biodiversità di un territorio. E prende anche un premio perché aiuta a monitorare i cambiamenti del territorio. E poi questo genera anche una capacity building dei territori, quindi si sposta anche a un livello politico. Ma guardate, è una cosa che in realtà incomincia a essere ben frequentata da tanti soggetti, anche dall'UNESCO, perché di fatto, con un bel testo che si può scaricare a lungo così, ma facendo un ragionamento sullo sviluppo sostenibile delle città, pone la cultura al centro di tutte le azioni che riguardano le persone, che riguardano la qualità dell'ambiente e che riguardano anche il modo con il quale vengono composte le strategie e le politiche di un territorio. Quindi
signori e signori, grande orgoglio quando si va a promuovere la nostra attività, perché non siamo secondari, possiamo essere, anzi, siamo partner dei soggetti fondamentali che costituiscono il senso delle nostre città contemporanee, perché il senso si basa su quello, sui loro cittadini e la loro capacità di rappresentarsi. Per dire, il Museo Tridentino in questo momento, uso il vecchio termine facendo riferimento alla propria tradizione naturalistica, non ha più una matrice di riferimento che ha a che fare con le scienze naturali, ha a che fare con i goal dello sviluppo sostenibile, che iniziano con la povertà, con la fame, con la salute, l'educazione, e finiscono anche con l'azione per il clima, anche per la vita sulla Terra. Ma c'è di mezzo, guardateli, poi li trovate sui siti, basta fare GDS e vengono fuori tutte le belle figure. E quindi per certi versi noi possiamo diventare partner anche di politiche che aiutano a puntare verso nuovi obiettivi. Beh, qui l'anima ambientalista viene fuori del Michele Lanzinger, ma non è solo del Michele Lanzinger l'anima ambientalista, se vogliamo confrontarci con i cambi climatici, con la qualità dell'aria, eccetera. E quindi i musei probabilmente possono tentare di smettere di essere "oh che carino" e diventare "oh che importante, che rilevante". E quindi per fare questo ci tocca un po' sporcarci le mani da osservatori. Le nostre belle torri d'avorio, io non le uso perché non sono in grado di documentare bene tutta la retorica delle torri d'avorio, ma dagli osservatori, commentatori, un po' snob, a persone che lavorano nelle loro comunità. Peraltro il discorso partecipativo viaggia in questo senso, ma non solo nel sistema dell'accudimento, nel sistema anche della costruzione di una cittadinanza che poi promuove delle politiche. Per dire, prima citavo, no, la Citizen Science, non è dire mi dai 2-3 euro per fare un po' di volontariato, è dire mi dai tanti euro che ti faccio nel giro di 2 anni la mappa della biodiversità di una città o di un territorio. Facciamo un progetto e io sono vantaggioso perché ho una squadra che non finisce più di cittadini che riesco ad attivare diverse modalità, tra l'altro quelle moderne che abbiamo parlato di professioni digitali. Ecco che allora sempre un museo su per le montagne può cominciare a impegnarsi a diventare la sede del dibattito su TAV no TAV, un bel rischio per i vetri e i muri del museo. Però è un rischio che vogliamo correre se vogliamo che i musei diventino le famose piazze agorà. È un luogo dove si fanno progetti europei per fare la cultura dell'anticipazione rispetto ai rischi ambientali, perché non ci si dimentichi che tutto sommato se tu continui a costruire negli alvei allargati, prima o poi l'alluvione ti arriva e non puoi lamentarti. E quindi è una responsabilità che tieni alta nei confronti delle pressioni che cittadini e politici spesso mettono assieme per avere una memoria molto breve del loro territorio. Oppure lavorare su temi che ci sono più facili, come quello dell'integrazione delle diversità biologiche, naturali e culturali, per proporre anche nuovi schemi che appunto superino a volte la dimensione accademica. 5 minuti, vado via veloce. In realtà noi tutti, scientifici e non scientifici, ci confrontiamo con nuove competenze. Queste sono le nuove competenze sulle quali dobbiamo lavorare. Ci sono approcci accademici, c'è un rospo, una farfalla, un oggetto d'archeologia che permetta di distinguere questa colonna di fattori che fanno i nuovi valori della capacità di adattamento e di resilienza dei cittadini e delle cittadine per il nuovo millennio, il nuovo secolo? Probabilmente no, vogliamo essere fuori da questo gioco? Allora, di nuovo, mi sembra di guardare solo 24 ore, in questo momento ci sto scherzando sopra, però siamo passati da un periodo dove c'era il produttore e il consumatore, dal consumatore al co-creatore, parole già citate. Quindi vediamo che questa sharing economy rispetto all'economia dell'acquisto sta crescendo in maniera incredibile. Bitcoin sono andati a 11.000 euro, sono cresciuti, raddoppiati, triplicati. E perché? C'è il sistema del blockchain che permette in un'economia di controllo di fare le transazioni economiche che funzionano. Ma questa sharing economy non è un po' una sharing culture che noi vogliamo tanto, non ci sono delle affinità. Poi, rispetto alla competizione, la cooperazione tra soggetti, segmenti di cittadinanza, segmenti di organizzazioni, quindi
quanto andiamo a confondere, no? La singolarità e la bellezza di essere noi il museo di, noi la struttura che. Allora, tra i prodotti orientati singolarmente e quelli che servono per tante cose, vale a dire il passaggio dal progetto al programma, il programma che contiene elementi di sviluppo, ma se non hai chiaro un programma, che è una visione strategica, perdi il tuo tempo perché vieni relegato a delle singole azioni che stoppano ogni volta che sei arrivato in fondo. E poi il passaggio da cluster specifici a delle piattaforme. Quindi questo concetto di museo come piattaforma, magari dopo lo troveremo, museo come ecosistema, potrebbe essere interessante. Però vi invito a pensare ai grandi e ai piccoli musei. Anzi, funziona meglio per i piccoli musei che per i grandi musei, perché un piccolo museo in realtà è una realtà culturale su un territorio, il quale può costituire davvero la sua piattaforma culturale, indipendentemente se è un museo che si occupa prevalentemente del VII secolo a.C. e ha un paio di urne cirenarie, perché sono state trovate in un campo 20 anni fa. Però questo può essere l'occasione, il pretesto per un discorso molto più ampio. Quindi, i musei come potrebbero fare? Io credo che fra qualche anno, con lo sviluppo delle neuroscienze, scopriremo che la mente umana è molto più abituata a creare connessioni che creare ponti, che creare divisioni. E quindi probabilmente il concetto del network, inteso come reti neuronali, ce lo troveremo molto sviluppato nelle discipline pedagogiche e anche, credo, nel modo di organizzare questa naturale propensione della mente umana alle analogie. Credo che andando indietro nella filosofia si trovi molto, no? Anzi, il momento prescientifico è fondato essenzialmente dalle analogie e da Galileo in poi che abbiamo rigettato le analogie per la falsificazione scientifica. Peccato che Galileo c'è da 3 secoli e l'analogia c'è da circa 50-60 mila anni, almeno. E quindi forse come spirito e mente siamo più analogici che digitali. Questa qua è terribile, quindi non la leggiamo perché è troppo lungo, però quali aspetti? Ci sono delle priorità esclusive o ci sono dei partner esclusivi? Qui faccio riferimento al museo scientifico, al museo archeologico, al museo di storia dell'arte, alla galleria. In realtà, passateci sopra, non trovate una parola che vi permette di andare a finire in uno dei vostri musei in senso specifico. Volevo solo dire questo. Per quanto riguarda noi, ormai paleontologi, mineralogi, zoologi, le I delle discipline sono sparite a fronte delle parole che vi sono più comuni. Cultural, landscape, common future, sustainability, development, education. Anche qui, dove sta la disciplina? Dove sta il fatto che tu attraverso un'occasione puoi incominciare ad ampliare la funzione relativamente a tutto l'insieme? Allora, cosa succede qua? Buongiorno. Per quanto riguarda il nostro caso, quindi torno a parlare del museo, dopo daremo anche qualche numero di definizione, indubitabilmente ci siamo trovati a dover scegliere tra degli o degli oppure. E quindi in questo caso noi, è chiaro, abbiamo dovuto accettare per il grande investimento che venne fatto il compito di destinazione per il turismo culturale, ma allo stesso tempo abbiamo voluto mantenere la nostra funzione di vecchio museo civico, nel senso che abbiamo voluto mantenere da luogo di documentazione a luogo di partecipazione, spazi di attivismo della nostra città, da luogo fisicamente definito a del concetto di extended museum. Nel 2016 ci siamo visti a Milano, abbiamo parlato di come il territorio diventa occasione per funzionare da museo, da spazi di descrizione del reale i nostri oggetti, a laboratorio di anticipazione di futuro, che è quello che stiamo dicendo, vale a dire prendere il pretesto e l'occasione della collezione per connettersi nella comunità, e da centro di costo a partner di strategie di sviluppo per amministrazione stakeholder. Quindi siamo andati a dire: guardate che noi non siamo un costo, siamo un'opportunità. E quindi, qui non so perché è venuto fuori questa cosa qui, però da una definizione formale di museo, noi abbiamo cominciato a usare altri modi di esprimere il nostro progetto, la nostra visione. Diventare e mantenere una rilevante istituzione di ricerca,
perché la conoscenza ti permette di esprimere autorialità, competenza, specificità, non sei sostituibile. Mantenere questo ruolo educativo, a essere un luogo dove le persone si trovano, si incontrano, costruiscono una loro posizione, una loro opinione, quindi un luogo politico e, perché no, un luogo che partecipa all'offerta turistica e quindi Michele Lanzinger partecipa alle riunioni dei comitati di turismo locale, le APT, eccetera. Certo, prima si è parlato delle professionalità, ci vogliono tante professionalità e guardate, il curatore, il ricercatore è qua. Ma poi ce ne sono relazioni internazionali, la comunicazione, l'audience development, l'area educativa, mancano i mediatori perché questi sono distribuiti in maniera partecipata. Quindi anche il ruolo del curatore, il ruolo del conservatore è diventato molto più sfocato all'interno del museo, proprio perché le funzioni sono molto più ampie. E quindi in realtà anche gli approcci sono cambiati, gli approcci devono essere molto affini a quelli del lavorare per del business model, nel senso che dobbiamo avere i valori di una posizione che vogliamo promuovere, che sia una mostra, un progetto educativo, identificare a chi ci rivolgiamo, creare le relazioni, il sistema di comunicazione, le attività che facciamo per far funzionare questa operazione, i partner. Non c'è nessuna differenza a proposito di essere fuori dal mondo reale. Questo è quello che si insegna oggi nelle scuole per invitare i ragazzi a inventarsi le loro start-up, le loro attività, ma in realtà corrisponde a un progetto educativo, un progetto espositivo. Noi stiamo usando esattamente questo modello. Allora, vi dicevo che poi bisogna arrivare anche al dunque, dobbiamo anche dimostrare questi aspetti. Allora, quando prima si parlava di rapporto con il turismo, lo devi dimostrare, può anche funzionare. Non solo conti le teste o i piedi delle persone che ti entrano in museo, ma vai anche a misurare l'impatto economico sul territorio e lo dichiari. Questo impatto economico ha a che fare con la fiscalità, i consumi e per fare questo devi misurarlo. Poi devi misurare anche la qualità e la quantità delle attività culturali che fai per dimostrare che continui a essere un soggetto culturale rilevante, quindi quante persone partecipano. E poi anche gli aspetti di tipo occupazionale. Uno degli aspetti che mi rendono più orgoglioso del percorso del museo di questi anni è che siamo passati da veramente pochissimi laureati, 3, a 190 persone, di cui 160 laureati. Questo vuol dire che la cultura può generare occupazione e soprattutto se gestita in una certa maniera, e torna a dire tutto un lavoro fatto di squadra, e ci mancherebbe, io parlo per conto dei miei ottimi collaboratori, alzi anche molto la quantità delle entrate proprie, perché non si parla soltanto di biglietti, ma si parla di progetti, consulenze, progetti europei, progetti territoriali. Pensatelo nei vostri settori, quanto dei nuovi racconti sul territorio che riguardano la loro storia potrebbero far parte di un progetto di sviluppo locale e quindi essere pagato, perché non lo devono fare i musei. Chiudo cambiando completamente paradigma. Cos'è la cultura? Vado con i musicisti. Pensato di cambiare scala. La cultura è un bene comune, primario come l'acqua, i teatri, le biblioteche, il cinema e i musei sono come tanti acquedotti. Quindi questo concetto di piattaforma, di network, ce lo dicono anche altre forme di arte. Ma è stato parlato di interpretazione. Chi è l'interprete? Se le abbiamo immaginate, lette, tradotte in sensazioni, se abbiamo percorso a ritroso la distanza che separa il momento del loro concepimento da noi, probabilmente siamo stati interpreti e abbiamo dato loro una nuova vita. A proposito di anticipazione, sto parlando di Mario Brunello, che ha scritto Interpretare, o del nostro visitatore, o dell'architetto che ha fatto la mostra, o del donatore che ci aveva dedicato la sua vita a raccogliere. È questo gioco di incroci, di scambi d'acqua, di interpretazioni che ci fanno capire che il futuro inizia in noi ancora prima che accada. E qui stavolta è un poeta. Ragazzi, ho portato un tedesco tanto per finire. Grazie a tutti. Diamo intanto il benvenuto a James Bradburn e gli lasciamo, se è d'accordo, 5 minuti per riprendersi, che così non ha bisogno. Allora, continuerei con Claudio Rosati, poi dare la parola a James Bradburn.
Ringrazio Michele Lanzinger per averci restituito, aver collocato il tema della comunicazione in ambiti e tematiche molto più complesse, che sono proprio quelle del posizionamento della missione del museo e delle risorse che il museo ha come attore nella società, come attore culturale, e di conseguenza per fare questo deve avere un sistema comunicativo e un sistema, come dire, di valori che viene continuamente aggiornato rispetto alle esigenze della contemporaneità. Introduco Claudio Rosati. Claudio Rosati è storico e museologo, attualmente è autore del Museo di San Salvatore, che è in corso di realizzazione, e ha pubblicato recentemente Amico Museo per una museologia dell'accoglienza. Il tema del suo intervento è l'ascolto come pratica museografica. Mi permetto di fare un richiamo a Claudio, partendo proprio da questo lavoro che lui aveva curato, La parola scritta nel museo del 2008, e lo cito perché mi piacerebbe che lui facesse una riflessione tra questo che lui ha scritto ormai quasi 10 anni fa e quello che ci dirà oggi, perché ho trovato, come dire, una continuità sul concetto di etica dell'ascolto e di etica della parola. È bene cercare di assumere un'etica che si fondi sul principio dell'onestà delle parole come della loro assenza, a proposito della parola scritta nel museo. Come scelta di responsabilità, ancora una volta, dobbiamo esserne certi verso il pubblico, perché, come voleva Levi, se il lettore di buona volontà non comprende il testo, e possiamo aggiungere il museo, la colpa è sempre dell'autore. Quindi dalla parola scritta all'ascolto come pratica museografica. Grazie. Grazie Silvia di aver richiamato Levi, quindi un personaggio senza commenti, non tanto la mia frase. Grazie alle amiche e agli amici del Coordinamento Triveneto, complimenti, avete 3 potenti motivi di attrazione, avete messo insieme Venezia, la Fondazione Querini Stampaglia e poi un argomento che mi sta molto caro. Io faccio un'avvertenza tecnica e delle scuse, userò un tono assertorio che non mi è proprio, ma devo condensare in un quarto d'ora quello che in genere si fa in un corso universitario, quindi se mi sentirete un po' assertorio sapete che c'è dietro questa fretta. Allora, nel 1960 l'UNESCO fa una raccomandazione a sostegno dei musei. Nel 2015, 55 anni dopo, l'UNESCO fa una seconda raccomandazione. Andate a leggere i testi e vedete in modo plastico come si sia trasformato il concetto di museo e soprattutto come la comunicazione abbia preso, un peso che prima non aveva. I motivi sono tanti, noi che siamo nati nella prima metà del Novecento, l'abbiamo visto questo cambiamento del museo, no? E sempre per essere sintetici, il famoso interrogativo, mi sembra che fosse Duncan Cameron, museo tempio o museo forum, è da lì che parte il cambiamento e che sposta il focus dalle opere non tanto al visitatore, ma dal rapporto che il visitatore ha con la collezione. Pensate che ICOM, abbiamo qui la presidente di ICOM Italia, ma ICOM Internazionale sta rivedendo, vero Tiziana, la definizione di museo che ormai è universalmente accettata e la sta rivedendo su un tema, proprio quello del pubblico, per dire l'importanza che il pubblico ha. Pubblico visitatore sempre visto più come partner, e qualcosa ci diceva prima anche Michele. Io stamattina vi richiamo su un aspetto particolare della comunicazione, la comunicazione non tanto come trasmissione. Vediamo un po', vi faccio un esempio.
lo sputo di Fontana. Che cos'è lo sputo di Fontana? Nel 2009, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, spostando per l'organizzazione di una mostra l'opera di Fontana, Concetto spaziale, Attese 1968, 5 tagli su tela dipinta di bianco, una tela che il museo allora valuta del valore di 9 milioni di euro, perché un altro concetto spaziale era stato venduto l'anno precedente da Christie's per questa cifra. Si accorgono gli operatori che in fondo, verso un angolo, sul vetro trasparentissimo c'è uno sputo, una densa opacità, la definisce la direttrice di allora, Maria Vittoria Marini Clarelli. Pensate che l'allarme scatta a 45 centimetri, quindi non è casuale, non è che uno abbia sternutito, no, c'è stata proprio l'intenzione di qualcuno che ha sputato su Fontana. Che cosa fa alla Marini Clarelli, secondo me intelligentemente? Ascolta questo sputo e decide di allestire una mostra sul taglio nel Novecento, partendo da Klimt e attraverso tutte le avanguardie di arrivare a Fontana. Ecco, questo è un caso, secondo me, emblematico di ascolto del pubblico. Vediamo un po', la comunicazione è una parola di una polisemia spaventosa. Io porto sempre un estremo, sapete che il simpaticissimo motociclista Valentino Rossi è stato, ha la laurea honoris causa in comunicazione. Valentino Rossi è bravissimo, ma la comunicazione non è quella, almeno quella che riguarda il museo. La comunicazione non è persuasione, non è seduzione. La comunicazione si basa soprattutto sull'ascolto. Mi sembra che fosse Zenone che diceva che il buon Dio ci ha dato 2 orecchie e una sola bocca, perché si ascolti più di quanto si parli. Allora, bisogna ridare peso a questa parola, soprattutto nel nostro ambito. Comunicazione viene dal latino communis agere, vuol dire fare insieme, e soprattutto pensare la comunicazione non come un processo lineare. Questa sarebbe la trasmissione, scusate, l'informazione, anche se ormai le cose sono molto cambiate, però da un punto di vista scolastico, che possiamo dire il processo lineare caratterizza l'informazione, il processo circolare caratterizza la comunicazione. E allora prendo un concetto nato in Francia, quello dell'equilogue. Che cos'è l'equilogue? È un dialogo che trova un punto di equilibrio. Nel museo dovremmo fare questo, e qui Silvia, che secondo me entra in gioco la responsabilità della citazione opportunamente evocata da te prima, cioè il pubblico ci manda un messaggio, il museo lo raccoglie e cerca di trovare un punto di equilibrio senza abdicare al suo ruolo, che deve essere un ruolo di autorevolezza scientifica. Questo non deve mai venir meno, cioè ascoltare il pubblico non vuol dire abbassarsi ai livelli del pubblico, vuol dire ascoltare il pubblico, e il museo poi con la sua capacità e con la sua autorevolezza deve appunto intervenire su questo. Allora l'ascolto può essere davvero una risorsa museografica su 2 sensi. Il primo è quello per adeguare le proposte del museo a un pubblico che è sempre più omnivoro. Ognuno di noi ha un proprio stile di apprendimento e tanto per complicare le cose spesso ne combina più d'uno. Come fa il museo quindi a intercettare tutti i pubblici? L'altro invece è quello che guarda il pubblico come portatore di un capitale cognitivo che può essere utile al museo. Questo è uno dei casi di più semplice ascolto del pubblico. Il Louvre, che ripeto ha 12 persone
addetti all'osservazione del pubblico, su 2200 dipendenti, va detto. Il Louvre che cosa ha fatto? Ha preso tutte le cattive pratiche dei visitatori e poi dopo ci ha fatto un fumetto in modo in una specie di riflessione per i visitatori. Il selfie, vedete, no? Il bacio di fronte. Pure questo che dice, non so se pronto, sì, sono da Rembrandt, cioè l'uso del cellulare. Allora, fondamentale, a parer mio, è l'osservazione a distanza dei visitatori. Io credo che è una cosa che tutti i colleghi dovrebbero fare nel proprio museo, fare il visitatore misterioso, stare nelle sale e osservare il pubblico. A Firenze, Nemec, che è un centro di eccellenza dell'Università Fiorentina sull'applicazione delle tecnologie digitali ai beni culturali, sta lavorando al progetto Mnemosyne. Che cos'è? In pratica è un'osservazione a distanza fatta in modo digitale, la stanno sperimentando al Bargello, ci sono delle telecamere che sono in grado in ogni momento di dire Claudio Rosati che percorso ha fatto al museo, quali sono stati i suoi interessi, quali sono le opere che invece ha trascurato e ovviamente poi rielaborarle. Io sono ancora convinto della efficacia della vecchia scuola, quello proprio dell'osservazione empirica. Vi porto un caso concreto, un'osservazione a distanza fatta al Museo Civico di Pistoia per un nuovo allestimento della collezione. E che cosa ha dato? Vedete, allora intanto c'è da dire che la sosta media di un visitatore al Museo Civico di Pistoia di fronte all'opera d'arte è di 13 secondi. In pratica ho visto è la stessa misura di apertura della metropolitana a Roma. A Roma mi sembra che la porta sia aperta a 13 secondi, uguale al Museo di Pistoia. La porta che si apre durante un'opera di 13 secondi. Le statistiche internazionali, mi sembra al MoMA sia di 15 secondi, ovviamente ha tutto il peso di una statistica. Questo è il Prato di San Francesco, una piazza di Pistoia, di un anonimo del Settecento. E questo invece è l'Assalto dei Barberini del 1643 di Alessio Gimignani, un pittore del Seicento. Perché vi faccio vedere queste due opere? Sono le opere dove i visitatori presi in osservazione, ovviamente con un protocollo, se poi vi interessa nella pausa ve ne posso parlare, gli osservatori presi, cioè i visitatori presi in osservazione più si trattengono. E a prescindere dalla provenienza, pistoiesi e no. Come mai proprio queste due opere? Ecco, una risposta è un'ipotesi, incrociandola anche con i dati che ci vengono da Ludovico Solima sulla sua mega ricerca su musei statali, perché sono le opere più narrative. Cioè, rispetto al dipinto di un santo, di un vescovo, di una principessa, queste due opere hanno una cosa in comune. Qui sembra quasi un Longhi che avete voi qui al museo. Ecco, sono opere che narrano una storia, dove ci sono dei personaggi, dove c'è un frame. Allora, diciamo, mentre ci sono zone del museo che vengono completamente trascurate. L'ascolto dà questi risultati. Ora bisogna vedere con il nuovo ordinamento quale livello di risposta, dove si trova un punto di equilibrio con il pubblico senza venir meno alla funzione, diciamo, di rigore scientifico e di autorevolezza del museo. Questa è un'altra esperienza invece. In questo caso si è attinto al patrimonio cognitivo del pubblico, diciamo che è una pratica più propria dei musei demo-etnoantropologici che propongono un nuovo sguardo sugli oggetti perché capaci di raccontare una storia plurale in movimento. La collezione in genere nei musei DEA, nei musei demo-etnoantropologici,
è considerata più che nel suo valore patrimoniale, nella sua capacità di suscitare relazioni. Esiste un valore, quello legato alla capacità che i beni hanno di creare e riprodurre relazioni sociali, un valore che potrebbe essere chiamato valore di legame. Ecco, qui è stato chiesto al pubblico, ma secondo te, tra 100 anni, che cosa ci sarà al museo per raccontare la nostra epoca, il periodo in cui stiamo vivendo? E il pubblico, appunto, preso come depositario di un capitale cognitivo, quindi cioè di una sensibilità. Mi è piaciuta molto, Silvia, la frase che prima hai citato di Kinard, la popolazione parla e discute, il museo è l'orecchio in ascolto. Ecco, qui è stato fatto lo stesso. La mostra è stata fatta al Museo Enrico Caruso a Firenze ed è una mostra che ha avuto più successo perché il pubblico ha portato cose che secondo lui tra 100 anni saranno al museo. Purtroppo ha portato cose poco suggestive, una banconota da 50 euro che ovviamente poi il cittadino dite poi me la rendete, un litro di benzina, cioè tutte cose che si pensa che tra 100 anni non esistano più. E allora qui diciamo ai colleghi museografi allestire, e qui vedete è stato giocato un po' sul voyeur, no? Cioè vedere la vetrina, si dovevano mettere gli occhi nelle vetrine per scoprire. Un'altra esperienza invece del pubblico come partner, come partecipe, è stata fatta di recente al Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, dove hanno ricostruito la Wunderkammer, che era stata smembrata. Esisteva, diciamo, un regesto, l'inventario, ma non esisteva la Wunderkammer. Hanno fatto una call al pubblico, dando degli orientamenti precisi: se avete qualcosa attinente, diciamo, a questi beni, portatela per ricostruire la Wunderkammer. E hanno avuto successo e ovviamente, vedete, si crea ora un legame, non è qualcosa che si esaurisce, no? Si crea un nuovo legame tra patrimonio e la persona, anche perché l'ascolto non è qualcosa di passivo. Se io ascolto una persona, creo uno spazio di condivisione comunque. Allora, per questi motivi credo che l'ascolto possa essere una risorsa importante per la pratica museografica. Grazie. Grazie moltissimo a Claudia anche per la precisione del rispetto dei tempi e per aver introdotto questo tema importantissimo del mettersi in ascolto, che ovviamente rientra nella riflessione più ampia del museo partecipativo, del museo di comunità, del museo che accoglie le narrative dei pubblici e che diventa risorsa, quindi non vincolo, per cui non si va non per via di levare ma per via di aggiungere. Chiedo gentilmente al direttore di Brera di accomodarsi, di salire sul tavolo. Dopo la sua relazione avremo, come vi dicevo, 10 minuti di pausa per riprendere poi i lavori con le ultime 2 relazioni e le riflessioni di Tiziana Maffei. Vorrei introdurre James Bradburn ricordando un suo contributo. Io mi sono documentata, come vedete, anche sugli i pregressi dei relatori, non so quanto loro faccia piacere. È stato pubblicato nel 2016, quindi anche questo è un indicatore di interesse che vi restituisco. Gli atti di questo convegno promosso dall'Università, di convegno internazionale promosso dall'Università La Sapienza di Roma, comunicare il museo oggi dalle scelte museologiche, quindi vedete che, tout se tient, al digitale. C'è un contributo di James Bradburn che mi piacerebbe riprendere come filo conduttore della sua expertise per quanto riguarda il tema delle didascalie, tra l'altro appunto
Ricordavo prima che Querini Stampaglia ha promosso questo corso sulle metafore della didascalia, e quello che mi ha colpito del suo intervento è l'aspetto particolare dell'ascolto visibile. Più volte lui ritorna su questo ascolto visibile in occasione delle esposizioni organizzate come laboratorio di interpretazione. Quindi penso che sia molto interessante capire come da Palazzo Strozzi, ovviamente Bradburn faceva riferimento alla sua esperienza di direttore di Palazzo Strozzi, alla Pinacoteca di Brera, quanto di questo laboratorio di interpretazione e l'attenzione all'ascolto visibile ci sia e soprattutto se e come è stato modificato. Grazie. Grazie tante, grazie per l'invito. Yes, ok, perfetto. Io vorrei anche ringraziarla per l'introduzione, anche io sono molto felice di essere qui con Claudio Rosati, che era un grande sostenitore, anche uno dei colleghi più visionari che io conoscevo quando io stavo lavorando a Palazzo Strozzi a Firenze. È vero che oggi io vado a parlare piuttosto dell'esperienza di Brera, però io vado a fare un primo paio di riflessioni generale e ovviamente devo per forza accennare al lavoro che abbiamo fatto nei quasi 10 anni a Palazzo Strozzi, in cui abbiamo utilizzato il palazzo come un laboratorio vivo per sperimentare con gli approcci soprattutto di ascolto. E come notato, infatti, la filosofia del Palazzo Strozzi si chiamava l'ascolto visibile, che in sé anche era ispirata dal lavoro a Reggio Emilia. A Reggio Emilia, le scuole a Reggio municipali, le asili e nidi, hanno preso sotto Loris Malaguzzi, soprattutto con l'aiuto di Gianni Rodari, un approccio che si chiamava di rendere l'apprendimento visibile. Di questa ispirazione, perché ho lavorato lì con loro per 10 anni, tradotto al contesto museale, che è totalmente diversa che la situazione nella scuola, io ho basato questo, io ho nominato questo approccio l'ascolto visibile. Funziona? Credo di sì. Quindi io vorrei tornare a uno dei grandi cambiamenti. Quando io sono andato a Brera, io in un senso ho ritrovato le mie radici, perché io sono stato direttore del museo prima e a Palazzo Strozzi, però, come ho detto, era un grande laboratorio, non abbiamo avuto una collezione. Quindi all'un lato io avevo il lusso di cominciare ogni mostra come fosse una collezione, come fosse un museo in sé. 18 volte un nuovo museo, un nuovo approccio didattico, ma era molto stimolante. Però non dimenticando che i nostri musei sono basati sull'eccellenza della loro collezione e la loro collezione dovrebbe rimanere al cuore del nostro lavoro. Quindi quando io sono andato a Brera, io in un senso non ripentito, ma ripensato il lavoro che io dovrei fare e io ho detto che rifiutiamo fare più mostre. Abbiamo una politica di non fare le mostre a Brera perché la collezione è di un tale eccellenza, sarebbe un atto di lesa maestà di fare le mostre. Dobbiamo riportare l'attenzione alla collezione permanente, che le statistiche mostrano chiaramente in tutti i musei, anche il Metropolitan. Dobbiamo far presente che se strecciamo, se togliamo la statistica della visitazione delle mostre temporanee che sono state utilizzate per anni come le droghe per il museo, di convincere i politici che tutto andava bene, infatti l'attenzione alla collezione permanente di tutti i grandi musei, del Kunsthistorische Rijksmuseum, Metropolitan, sono in leggero calo. Quindi io credo che il vero problema però è di riportare il coinvolgimento, il cosiddetto engagement. Claudio ha parlato di 13 secondi, 15 secondi. Io ho statistiche che mostrano 7-8 secondi di attenzione a un quadro, a un museo. Una persona passa 2 ore, però non porta più di 10 secondi a un quadro. Questo mi sembra scandaloso. E questa è colpa nostra, secondo me. Questo spiega un po' la nostra sfida, spiega un po' anche che dobbiamo
non evitare la nostra responsabilità. Non possiamo essere soddisfatti, secondo me, come professionisti in questo settore, se i visitatori vengono al museo a guardare un quadro per 8 secondi. Quindi il scopo del museo è di incoraggiare il visitatore di osservare più a lungo, più tempo, investirsi, entrarsi nel quadro, e non grazie alle devices, non grazie alla realtà virtuale, non grazie alle cose estranee, ma di rimunirli con l'attenzione, la fascina, la passione di entrare nel quadro con la sua testa. E questo tempo che vogliamo che il visitatore vedano 30 secondi, 2 volte di più, un minuto. Con questo vogliamo anche non soltanto che loro passino tempo ciecamente guardando un quadro, però anche che loro vedano di più. E questo riporta al nostro ruolo di mediazione museale. Io do un esempio tirato di Palazzo Strozzi. Questa è uno dei primi esperimenti che io ho fatto nel 2007 con Susanna a Firenze. Io ho invitato 2 giovani ragazzi, 11 anni e 13 anni, a scrivere le didascalie per un quadro, tutti i quadri di Cézanne, fra quali questo era uno dei 5 bagnanti del Boston Museum of Art. E questa è la didascalia. La didascalia non è scritto dal curatore, è una didascalia assolutamente accettabile, le frasi sono corte, è interessante, è scritta bene. Però io sono stato convinto dell'importanza delle altre voci, di invitare altre voci nel museo. Perché? Per dare altre ragioni di guardare di più. Quindi perché altre voci? Queste didascalie non sarebbero state mai scritte da un curatore, però dicono una cosa molto interessante. Entrambi, questi sono i 2 commenti, entrambi trovano che questo quadro è un quadro triste. Ma perché triste? Perché se cita sulla destra ci sembra che stia piangendo il ragazzo. Nessun curatore avrebbe messo la sua firma a questa. Però io dico che di osservazione, io sono anche come Claudio un po' antropologico nel mio metodo di osservazione, credo molto nella ricerca, però lavoro come un antropologo. Avendo letto questa didascalia dei bambini, le persone sono tornate, è passato 5 minuti discutendo, perché non è ovvio, potrebbe lui sta asciugando i suoi capelli, chi lo sa. Però il fatto è che le famiglie, i gruppi sono tornati al quadro, gestendo, parlando, discutendo, e questa è l'interazione che fa vivere un quadro nel museo. L'ascolto visibile, come ho detto, era la pratica di Palazzo Strozzi. Questa è un'espressione concreta una delle mostre sugli anni 30. Abbiamo messo un studio radio che è divenuto un parte integrante della mostra, dove i bambini intervistavano i loro nonni e le loro nonne sull'esperienza dell'infanzia negli anni 30, negli anni 40, negli anni 50. Ogni giovedì le migliori interviste erano diffuse tramite Radio Toscana, e abbiamo creato in 3 mesi un archivio delle voci, delle esperienze dell'infanzia delle visitatori, ma soprattutto dei toscani. Questa è un'espressione fisica e concreta dell'ascolto visibile. Passo alla mia sfida adesso a Brera, ma io comincio con questa, voi conoscete molto bene. Io non vorrei descrivere Brera oggi come è successo. È un processo. Siamo a metà strada, le pericoli sono tanti, e come Machiavelli ha ben detto, devo considerare che non è così più difficile da trattare, né più dubbio da riuscire, né più pericoloso a maneggiare, che farsi capo ad introdurre nuovi ordini. E questo, parlando dei musei statali, è una sfida condivisa con tutti i nostri colleghi, gli altri 19. La vera sfida, infatti, è anche legata con il commento di Claudio Rosati sul cambio di missione, di definizione di ICOM, perché è una forma di rivoluzione copernicana in cui abbiamo cambiato un po' la relazione fra il valore, perché dopo la guerra e dopo la distruzione della seconda guerra,
importantissima e terribile, tremenda. È ovvio che tutti i ministeri della cultura europea hanno preso atto dell'importanza della tutela. La tutela è divenuta veramente la fissazione di tutti i ministeri della cultura, che siano in Danimarca, che siano in Italia. Però qui in Italia noi abbiamo un patrimonio che è eccezionale, quindi il focus sulla tutela è divenuto molto forte. Però tenendo conto che la tutela è imprescindibile, nessuno parla di cambiarlo, però dobbiamo cambiare il focus delle riforme, il focus dei nuovi musei, il focus è il pubblico, valorizzazione, perché la tutela non ci richiede di pensare del pubblico. Io posso tutelare l'opera per tutta la mia vita senza pensare che fosse un visitatore. I musei italiani infatti non esistevano prima delle riforme, non avevano conto bancario, non avevano meccanismi di feedback con il loro pubblico, che venissero 100.000 persone o 10 persone non contava. Perché? Perché non avevano il conto bancario. Siamo noi a Brera il primo museo statale con un conto bancario, data del 15 novembre 2015. Questo è un meccanismo di feedback. Quindi la vera rivoluzione copernicana è di mettere al centro il sole della valorizzazione, perché la valorizzazione dobbiamo chiedere, ma valore, quale valore? Non semplicemente banale monetizzazione, questo è troppo banale e non interessante alla fine. Però valore per chi? Valore quale? Per chi? Per bambini, per famiglie, per persone differentemente abili, per pazienti con Alzheimer, per gli ipovedenti, gli ipudenti, le giovani, gli anziani come me. Ma dobbiamo pensare di chi? Quale valore? E questa è l'intesa di questa grande riforma. Sempre contestata, io leggo oggi che è sempre contestata, dopo l'elezione voi avete la chance di confermare o ripentire le riforme. È una decisione politica che è soltanto alla metà, però la riforma ha al suo cuore la valorizzazione. Dietro i quali c'è un'architettura, ovviamente abbiamo l'architettura dell'autonomia, in CDA, o le revisori, il comitato scientifico, però al cuore è una rivoluzione di mettere al centro il visitatore. Una missione che a Brera, la prima cosa che io ho fatto dopo 100 giorni di ascolto, infatti, dichiarata così, io ho fatto le mie classiche 100 giorni e io ho formulato e proposto con la condivisione di tutti gli altri istituti di Brera e anche condiviso con non soltanto la squadra interna ma anche con molti dei milanesi con cui io parlavo, incluso tutti i taxisti, io ho detto di rimettere Brera nel cuore della sua città e di rimettere il visitatore al centro, nel cuore del museo. È la doppia missione di Brera adesso. E non facciamo niente che non corrisponda a una o due o entrambe di queste missioni. Rimettendo Brera nel cuore della città è una risposta molto forte anche all'invenzione nel 1975 del Ministero della Cultura, che in un senso estratta le risorse statali della loro città. Io ho vissuto questo a Firenze, quando le persone vengono per 23 musei statali, però la città, il comune, non ha una possibilità di entrare nella gestione dei beni culturali. Questo ha creato un'enorme tensione fra città e fra il patrimonio rappresentato dagli uffici, l'accademia, eccetera. Quindi cosa intende a Brera rimettere Brera nel cuore? Ma la prima cosa è banale, perché molto che dobbiamo fare nei musei statali è banale, perché le cose che fanno tutti per 30 anni nessun museo statale ha fatto perché non avevo questa missione di valorizzazione. Le stendardi sulla facciata, banale. Nuova accoglienza, che infatti dei totem elettronici, segnaletic, abbiamo panchine adesso nel cortile. Siamo aperti tutti le terze giovedì e primi giovedì fino alle 10 della sera, con ogni giovedì 3 musiche suonate nelle sale delle giovani musicisti, che infatti è la stessa proposta che stiamo facendo con la collezione, dimostrare che Caravaggio
è un'opera. Caravaggio è un artista contemporaneo. Quando a 19 anni suona Mozart, diviene contemporanea, perché contemporaneità non è una qualità dell'oggetto né la musica, è una qualità di noi. Se viviamo noi la nostra Caravaggio, se io monto sul palcoscenico, io faccio Shakespeare, Amleto, io devo riproporre in una maniera che parla al mondo contemporaneo. Lo stesso con la musica. Abbiamo fatto programma per aprire i musei la notte e varie cose. Tutto questo rimettendo il museo nel cuore della sua città, e la statistica mostra chiaramente che questo funzionava molto bene, perché abbiamo mostrato che oltre 40% delle persone, fra 600 e 1000 persone ogni giovedì, sono meno di 35 anni, oltre 40% sono a Brera per la prima volta e oltre 80% sono milanesi. Quindi la statistica, basata su un sondaggio di 1500 persone, mostra che abbiamo infatti raggiunto giovani milanesi che non sono mai stati a Brera. Questo dobbiamo dire dà una certa soddisfazione. Secondo parte dell'esperimento, rimettere il visitore al centro del nostro lavoro, e questo io rispondo alla domanda di Silvia, cosa la differenza, come andiamo a implementare un approccio sviluppato a Palazzo Strozzi, però nel contesto molto resistente e molto particolare del Museo Statale. E questo io faccio un sorvolo perché io non vorrei abusare del vostro tempo troppo. Però io comincio con questa definizione di museo. Non è una definizione di ICOM, però di Nelson Goodman. E mi piace molto questa idea che un museo dovrebbe funzionare come un'istituzione per la prevenzione della cecità. E questa facciamo essendo molto attivisti, molto attivi. Dobbiamo partecipare alla creazione, alla ricreazione del nostro mondo. Gli altri interlocutori hanno parlato della nostra funzione nel museo, non soltanto di essere accogliente, contemporanea, però di fare parte del nostro mondo come agente anche sociale, come attivisti attivi nel mondo sociale e politico. Ovviamente, e questa non è la nostra unica funzione, perché sappiamo dalla statistica longitudinale, ci sono dei studi fatti su 30 anni, 35 anni, seguendo gli stessi visitatori al museo, che la conoscenza, l'esperienza musei si ricorda per la vita, se e soltanto se è legato con una forte emozione. Quindi la nostra vera sfida è di creare il massimo numero di occasioni di legare emozione e l'esperienza della nostra collezione. Quindi se voi ricordate il vostro primo bacio al museo, garantisco che non sarà mai dimenticato più. Questo non è banale, è giusto. Perché l'emozione, e perché facciamo una tale attenzione ai famiglie e bambini, è un luogo privilegiato, una costruzione privilegiata, non perché i bambini sono carini, i capelli biondi, non ci sono, e non perché la famiglia è sacra in sé. I gruppi intergenerazionali sono dove si crea il massimo scambio di emozione attorno ad una discussione. Quindi l'espressione fisica di questo progetto è di riallestire 38 sale, tutte le sale della Pinacoteca, e adesso io posso dire, se non c'è un terremoto politico o altro, entro il 7 giugno 2018 avremmo finito tutte 38 sale, aperto un caffè nel shop, e il museo ricominciamo da capo, arriviamo a punto zero. Non sarà una rivoluzione, sarà a punto zero di un museo contemporaneo. E questo faremo, e la data di inaugurazione, io vorrei ricordarvi, 7 giugno, giovedì, a Brera. Il progetto per me, sì, io so che manca, io farò accelerare un po'. Il progetto veramente, il mio progetto, se vuole dire, la mia passione per tutta la mia vita è la mediazione tramite didascalia. Didascalia in senso vasto, tutte le cose che stiamo facendo per creare un significativo per il nostro visitatore, non soltanto le carte. Però c'è, voi sapete bene, una forte resistenza alla didascalia. Gli architetti non amano didascalia per nulla, loro amano gli spazi.
E spesso il curatore, sono d'accordo con gli architetti, vogliono spazi in cui loro pretendono che l'opera parli per se stesso. Abbiamo imparato nei musei della scienza che l'oggetto non parla per se stesso, una macchina a vapore non parla per se stesso e purtroppo neanche un Botticelli. Quando ascolta il visitatore all'Uffizi, per esempio, i visitatori non della nostra cultura, che siano di Cincinnati o siano di Beijing, e qualcuno chiede: ma chi è la Nani con questo bambino? Dobbiamo constatare che l'arte non parla per se stesso, a parte che è una figura in una veste blu con un bambino, però secondo me, se questo è il limite della nostra aspettativa, abbiamo perso la battaglia. Quindi io credo che questo è il risultato di un approccio antididascalico, però capisco anche l'altra parte, perché il terrore dei curatori è che la didascalia prende troppo importanza, che la didascalia sia l'unica cosa da essere guardata qui. E questa è veramente l'altra parte. Questa è nella testa delle persone che sono contrarie alla mediazione, e spesso questa forma, che saranno forse le didascalie che parlano delle didascalie, che parlano della didascalia. Questa è una bella... Oppure in cui l'opera è più piccola che... Quindi dobbiamo tenere conto che quando parliamo di didascalia non è un campo senza dibattito. Infatti questa è una bella domanda. Io chiedo sempre dove è la didascalia, e spesso le persone riferiscono alla parte scritta, che non lo è. La didascalia lì è l'allestimento stesso, perché questi frammenti che sono molto meno che ha voluto il curatore. Il direttore ha fatto un veto e lui ha voluto un'esperienza estetica, però infatti la didascalia è: ci sono migliaia di frammenti per ogni pezzo che è intatto, e questa è una forte impressione. Ecco, cominciamo Brera, vado veloce. Brera 1925, riaperto dopo la guerra, con un allestimento di Portaluppi fatto sotto la direzione del grande visionario Fernando Wittgens, e andiamo a riallestire questa sala. Abbiamo già fatto 24 sale su 38. Abbiamo cominciato con le non mostre. Come ho detto, io ho rifiutato di fare mostre e fatto invece questa forma di dialogo, portando una singola opera, 3 opere, di dialogare con il nostro capolavoro, riportare l'attenzione sulla collezione permanente. Qui la prima volta in tutta la storia, il Perugino Sposalizio a fianco dello Sposalizio di Raffaello. Utilizzando questo meccanismo abbiamo cominciato a riallestire. Io lascio parlare l'immagine, il cambiamento vedo sulla parte vostra sinistra. Ma guarda questo colore, ma è tremendo. È come un incubo di ricordare questo colore. Adesso siamo in un linguaggio più contemporaneo. Io spero che in 10 anni un giovane direttore o direttrice cambia tutto, e io vado a essere il primo da applaudire, perché, come ho detto, la nostra contemporaneità consiste in riproporre, di rienattare, di rifare la nostra collezione nel nostro linguaggio contemporaneo. Adesso il linguaggio contemporaneo richiede un contrasto, una forte emozione illuminotecnica, crea emozione. Forse in 10 anni le giovani non vogliono più, io non so, e io lascio al futuro di fare il loro contemporaneo. Dobbiamo chiudere purtroppo. Come? Devi Sì, ultima riflessione. Facciamo anche il museo visibile, non soltanto l'ascolto visibile. Il museo visibile è dimostrare che il museo è molto oltre la sua funzione di mostrare, infatti è soltanto una delle funzioni di ICOM. Facciamo il restauro, abbiamo un laboratorio del restauro visibile, abbiamo 2 depositi visibili al pubblico e che mostrano non soltanto il surfaccio del quadro ma anche il dietro, che è la parte studiata di tante studiose. Abbiamo finalmente invitato altre voci nel museo di rileggere la collezione. Abbiamo fatto molto per le famiglie bambini, ispirato da Franco Russoli, ma anche da me. Ovviamente io ho trovato in Franco Russoli
purtroppo morto nel 1977, però io mi trovo veramente allineato totalmente con la sua visione. Abbiamo fatto 3 diverse tipologie di didascalia, una classica, la storia dell'arte, scritto mai del curatore ma con il curatore, le famiglie e i bambini, e anche didascalia scritta dai grandi autori. Orhan Pamuk, per esempio, sta scrivendo una didascalia per noi. E queste sono grandi e leggibili, questa è la vera ma io ho ereditato dell'esperienza a Palazzo Strozzi e siamo conosciuti per la leggibilità e comprensibilità della nostra didascalia. Concludo con il progetto che conclude con Palazzo Citerio, che è la destinazione della collezione moderna importante del Palazzo di Brera, sarà spostato a Palazzo Citerio e apre in parte in 2018, però purtroppo adesso abbiamo dovuto slittarla nel 2019, però apre con la grande collezione dell'arte moderna a 150 metri di Brera, connesso io spero con un ponte in cristallo. Il progetto è veramente che tutti i milanesi sono fieri di Brera. Per ogni inaugurazione invitiamo le concierge, i taxisti e le guide turistiche. Io vi invito di guardare la nuova website che è veramente recentemente premiato perché è molto più informativo che prima, e abbiamo fatto un ritratto, Cerca Mai Brera, un ritratto dell'istituto tramite ritratti di tutte le sue dipendenti che parlano dei loro quadri. Questo è un vero atto d'ascolto visibile. I numeri, per chi sono interessati, sono positivi, però io non utilizzo questi numeri talmente per giudicare il successo. Io utilizzo piuttosto questi che ho già raccontato. L'importante è che siamo fedeli alla nostra missione. Brera nel cuore della città, visitatore nel cuore di Brera. Grazie. Grazie molte, soprattutto per una riflessione sul presente e uno sguardo al futuro per quanto riguarda Palazzo Citerio. E quindi, a proposito dello spazio, che lo spazio, dicevamo prima, è un medium e quindi non è neutro, non è mai neutrale come le parole, ovviamente. Dopo queste 3 intense relazioni sono le 12.05. Penso che abbiamo bisogno tutti di una piccolissimissima pausa, anche perché ci sono ancora 2 relazioni, le riflessioni di Tiziana Maffei, per cui vi prego di essere puntuali per le 12:15, massimo 12:20, per finire la sessione della mattina. Grazie. Adesso, grazie.
No.